Buongiorno a tutti, benvenuti a questa diretta e buona colazione. Sono le 7:30 passate da qualche minuto a questa nuova puntata di Caffè Italia, questo nostro spazio virtuale dove fare assieme colazione e leggere le prime notizie dei giornali. Vedete già collegato con noi, ecco qui, ciao a Marco Canova, ciao Marco. Ciao Ivan, ciao a tutti, buongiorno. Ecco, buongiorno a tutti di nuovo e soprattutto buona colazione. Come diciamo sempre, questo è un nostro spazio virtuale che è voluto appunto questa iniziativa per essere anche per non perdere soprattutto delle buone abitudini di fare colazione assieme anche in questo periodo brutto di pandemia e stare vicini alle realtà che più soffrono di queste chiusure. Quindi pensiamo agli hotel, ristoranti, caffè e tutte queste appunto realtà e anche quelle legate appunto al mondo del turismo e dello sport. Facciamo una piccola scorsa veloce dei titoli di giornali che non so se Marco hai già letto qualcosa stamattina, comunque molto velocemente c'è il nuovo decreto sostegno Draghi. Finalmente si dovrebbero togliere i codici Ateco e ci dovrebbe essere più velocità nell'erogazione, almeno stando alle dichiarazioni di Draghi. Continuano le polemiche appunto dopo lo stop del vaccino AstraZeneca, perché riparte sempre con difficoltà questa campagna vaccinale, ma comunque appunto se ci fossero le dosi, stando alle dichiarazioni generali Figliuolo, la vaccinazione andrebbe spedita. Ultima notizia, tanto per restare un po' in tema, manifestazioni e proteste, soprattutto ieri, contro la DAD, la didattica a distanza. Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi invece difende la scelta di questa didattica a distanza. E ecco, queste sono un po' le notizie che troverete oggi nei giornali. Siamo qui con Marco Canova. Ciao Marco, grazie di esserti svegliato presto questa mattina e far colazione con noi. Ricordo un attimo chi è Marco Canova. Marco Canova è presidente della società sportiva Amatori Nuoto che gestisce la piscina comunale di Monselice, quindi del Padovano, e anche in attività di una palestra a Borgo Veneto. Quindi con lui vorremmo proprio parlare della situazione. Innanzitutto Marco, dici un po' qual è le dimensioni, la realtà che gestisce ormai da una vita, perché Marco Canova è uno sportivo da sempre. Marco. Intanto grazie Ivan, ciao, ben rivisto e buongiorno a tutti coloro i quali ci stanno seguendo. Sì, come dicevi tu, in questo momento io sono il presidente di una società sportiva, l'Amatori Nuoto, che gestisce l'impianto comunale di Monselice, la piscina comunale, e la palestra Canova Sport che è a Borgo Veneto, a Saletto. Sì, è da una vita che io mi occupo di sport da quando eravamo bambini, perché voi non sapete che con Ivan ci giocavamo per strada, fino poi a fare tutta una carriera da prima atleta sportivo, poi come dirigente, insegnante, istruttore. Attualmente insegno anche educazione fisica all'Attestino di Este, per cui mi sono sempre dedicato allo sport. In questo momento la situazione è drammatica, non solo per noi, ma per tutto il movimento sportivo italiano. È da febbraio 2020 che siamo in questa situazione, praticamente tranne il periodo che va da fine maggio a fine settembre, metà ottobre, periodo in cui abbiamo riaperto, noi siamo chiusi, ovvero lo sport italiano è stato chiuso. Piscine, palestre, le attività sportive in generale, basta pensare che i campionati di calcio, di rugby minori e tanti altri sono stati completamente azzerati. Tu hai fatto cenno al decreto sostegno, l'ultimo decreto aiuti, ristori, sostegno, chiamiamo come vogliamo, del governo Draghi. E ahimè ti devo dare una bruttissima notizia, non è cambiato nulla rispetto al governo Conte. Ovvero ci sono tanti aiuti, ma per le società sportive siamo ancora all'anno zero. Perché? Perché se è pur vero che a voce e anche diciamo nelle prime iscrizioni, perché ancora nessuno lo conosce, sono previsti ristori per il 30-40% dei mancati introiti,
Purtroppo per le società sportive, che siano società di rugby, di calcio, chi come noi gestisce una piscina, una palestra, prevedono solo la parte commerciale. Cosa vuol dire? La nostra realtà, come tutte le realtà sportive, vive, paga le bollette, gli istruttori e tutte le spese con l'80-90% di entrate non commerciali. Cosa vuol dire? Tu, Ivan, che porti tuo figlio a fare nuoto, il corrispettivo che paghi per fare il corso di nuoto non è come per comprare un gelato e pagare i 2 euro del cono gelato. Sono soldi che lo Stato non considera soldi commerciali. Cosa succede? Noi abbiamo avuto, ad esempio, come nostra realtà, ma c'è chi è messo peggio, un 50% in meno di introiti nel 2020. Bene, di quel 50% probabilmente ce ne vengono riconosciuti il 10% e stiamo parlando probabilmente di 3-4 mila euro. E gli impianti sportivi sono alla carità perché ci sono perdite per centinaia di migliaia di euro. Quindi dal decreto ristori arriveranno briciole. Articolo di ieri che ho guardato di un gestore di Occhiobello, loro chiuderanno anche agli agonisti. In giro siamo l'unica piscina che siamo aperta ad esempio per gli agonisti, perché mentre la palestra di Borgo Veneto è completamente chiusa, noi come piscina comunale, come società, come presidente, io sono un uomo di sport, penso prima ai sportivi purtroppo che ai soldi. Cosa è successo? Abbiamo deciso di tenere aperto, perché la legge lo prevedeva, solo per gli allenamenti degli agonisti. Noi abbiamo un centinaio di atleti che fanno agonismo, per i disabili che hanno un certificato dove possono venire a fare attività e per alcuni atleti di altre società limitrofe che vengono ad allenarsi. Mentre tu, Iva, che non sei un atleta agonista, non puoi venire in piscina a nuotare. Quindi questa è l'assurdità, solo che con le sole entrate degli atleti agonisti non riusciamo a pagare le spese. Quindi lo scorso anno abbiamo avuto degli aiuti importanti dal comune, adesso stiamo riprovando con un'altra trattativa, ma se continua così purtroppo dovremmo andare anche noi verso la chiusura come tutte le altre società, perché sai bene, io non voglio fare nomi, ma le piscine che gravitano attorno a noi sono tutte chiuse in questo momento, giustamente perché non si può tenere aperto senza introiti. La situazione è drammatica. La cosa poi strana che, a parte questo periodo che siamo tutti in DAD, io fino a una settimana fa andavo a scuola a insegnare educazione fisica ai miei ragazzi e facevo né più né meno, con tutte le misure di sicurezza previste dai vari protocolli, quello che in una palestra facevamo a settembre. Bene, in palestra non potevamo andare a fare ginnastica a persone che ne avevano bisogno, anche per la propria salute fisica, e a scuola lo Stato ci permetteva, per fortuna, fare ginnastica ai bambini, quindi è un disastro, però siamo ottimisti. Ecco, sì Marco, sempre l'ottimismo, quello non manca, soprattutto agli uomini di sport che si pongono sempre appunto degli obiettivi da superare. Ecco, sì, dicevi anche per dare una dimensione, che giro diciamo di ragazzi, di persone ruotano attorno alla piscina e alla palestra delle tue realtà? Guarda, nel nostro caso, allora a Borgo Veneto abbiamo una piccola realtà che pur piccola, bene o male, contava attorno ai 350-400 tesserati che frequentavano mediamente al mese la struttura. Invece presso la piscina comunale stiamo parlando di oltre 1 migliaio di tesserati che durante i mesi invernali frequentavano corsi, attività sportive, attività agonistiche, per poi dopo sai che c'è il periodo estivo dove c'è una commistione fra chi come la tua famiglia, famiglie di persone che non sono anche sportive frequentano l'impianto, e lì parliamo di oltre 20.000 diciamo accessi nel periodo estivo. Quindi in un anno, perché si stima così, stiamo parlando di oltre 100.000 accessi all'anno. Okay? Oggi 1.500 persone non possono fare sport. Sì, ecco, è una situazione appunto pesante. Abbiamo ospite appunto Marco Canova un po' in rappresentanza di questo mondo dimenticato. C'era una dichiarazione anche oggi
leggevo di Fratelli d'Italia, della Meloni, appunto, che ribadiva un po' questo, che di questi 35 miliardi che sono stanziati, forse arriveranno a dare un ristoro di un 2% delle perdite. E Marco appunto ci sta appunto segnalando un po' il stesso timore. Ecco, sì Marco, c'è anche l'altro aspetto che da non sottovalutare, appunto la mancanza di poter fare attività sportiva, che è un'esigenza anche fisica notevole per la salute psicofisica delle persone. Guarda, e questo è l'aspetto a me che fa arrabbiare di più. Tante persone quando mi vedono oppure mi chiamano, guarda Marco, ti stiamo seguendo, ci dispiace. E io dico loro, guardate, non dovete dispiacervi per me. A me dispiace, come vedo te Ivan, per gli utenti, per le persone. Cioè, non c'è giorno che apri la televisione, il giornale, giustamente si parla di Covid, di malati, di vaccini, di persone purtroppo che muoiono, perché le persone muoiono, le persone si contagiano, diciamolo chiaramente, ma nessuno parla dei ragazzi, parliamo dei ragazzi per prima, di ragazzi che sono da un anno chiusi dentro alle loro case, non possono fare sport, e alle persone comuni a cui è stato privato lo sport. Ah beh, tutti hanno iniziato ad andare a camminare in bicicletta, ma attenzione, un conto è fare sport sorvegliati, seguiti e indirizzati da professionisti, persone come me, come altri che hanno studiato, hanno fatto l'università, scienze motorie, hanno una preparazione, e un conto è andiamo a camminare. Quindi il dramma è questo. Io a scuola la scorsa settimana ho portato una lezione ai miei ragazzi con delle slide del Ministero della Salute. Bene, oggi, ma lo diceva già, ma oggi il Ministero della Salute ha delle slide nel suo portale dove parla l'importanza dell'attività motoria, soprattutto in tempo di Covid. Quindi, qui siamo all'assurdo, cioè sappiamo che l'attività motoria in generale, fare sport fa bene, oltre per prevenire diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, e mi fermo. Ma lo Stato, perché parlo di Stato, e il governo Draghi non sta tutelando minimamente lo sport, come non ha fatto neanche il governo Conte, perché parliamoci caro, da Spadafora all'Avezzali, se ne stanno completamente, diciamo una parola elegante, dimenticando tutti di questo aspetto. Non stanno tenendo in considerazione dei danni che porterà questa chiusura di fare attività sportiva alle future generazioni, e come nessuno aveva tenuto conto dei danni economici del Covid, al di là della malattia, dal punto di vista chiudiamo le attività commerciali e ci sono danni commerciali. Quindi è un disastro, Iva, un disastro, perché ragazzi che sono chiusi in casa per fare la DAD non possono fare sport perché la Regione Veneto, come il Ministero dell'Istruzione, ha vietato agli insegnanti di educazione fisica di far fare sport ai ragazzi a casa durante le ore di educazione fisica. Non possono uscire in centri sportivi perché sono chiusi, cioè non si può fare nulla. E poi io penso a chi ha problemi di cuore, di diabete, o deve fare dei recuperi funzionali per incidenti e traumi, che si trovano tutte le strutture chiuse. È un disastro e stanno arrivando briciole, Ivan. Ti faccio un esempio, ci sono strutture, portiamo il nostro esempio. Noi abbiamo avuto un 50% in meno di fatturato circa. Ok, fatturato non vuol dire perdite. Le perdite ammontano a centinaia di migliaia di euro. Sai quanto c'è arrivato lo scorso finora di aiuti dallo Stato? 4.000 euro dall'Agenzia delle Entrate, io uso le cifre, e 3.000 euro dal mondo dello sport. Bene, noi non abbiamo perdite per 10.000 euro, stiamo parlando di perdite di oltre 100.000 euro. E solamente pagare le bollette in un mese, ci bastano forse per un mese quei soldi. Adesso ci aspettiamo 2-3.000 euro, quando noi pensavamo in cifre importanti. E come noi, sono tutte le strutture. Noi siamo fortunati perché al momento non abbiamo debiti con le banche, ma quei miei colleghi, presidenti di società sportive, che hanno appena investito in una nuova palestra, hanno ristrutturato la vasca di una piscina, hanno creato un progetto col comune e si trovano ad avere 500.000 euro o 800.000 euro, 1 milione di euro di debito con le banche, non vanno avanti, Ivan.
No, E e anche poi non si può fare sport alle persone, e questa è la cosa che a sì. me No, dopo mi sai cosa Marco, nervosisce. in tutti questi mesi, già diciamo prima dell'estate, subito dopo il primo lockdown, sono stati varati i famosi protocolli e quindi palestre, piscine, tutti ad adeguarsi e quindi altri investimenti e tutto. Ci si aspetta che una volta che si ha un protocollo, che quindi che lo si mette in atto, che si fanno i giusti controlli che devono fare chi deve fare i controlli per sanzionare eventualmente. Ecco, una volta che hai dal Ministero stesso un protocollo, quello dovrebbe essere sufficiente, riduci le persone che fanno attività e tutto, però dopo si deve in qualche maniera lavorare e quindi poter far fare sport. Mentre questo, appunto, tutti questi investimenti, altri debiti che dopo alla fine però non sono approdati a nulla. Guarda, allora, ti racconto la nostra storia, ma veramente brevemente. Marzo o aprile dello scorso anno, nervosi, chiusi in casa, cosa facciamo, cosa non facciamo? Appena ci hanno dato il via libera, abbiamo ristrutturato tutta la gestione della piscina estiva, adeguando subito tutti i protocolli, cartelli, linee di ingresso, percorsi, si entra a destra, si fa il giro, si esce a sinistra, chiusi gli spogliatoi interni, creati nuovi spogliatoi esterni, tutto quello che si deve fare, gel, non gel, maschere, tutto bene. Siamo partiti, abbiamo lavorato con un estivo, devo dire anche bene, perché comunque eravamo sempre avanti rispetto a altri. Noi, guarda, ho il vanto che nel nostro territorio siamo un punto di riferimento anche per altre strutture, perché sanno che io sono una persona, avendo giocato, venendo dal mondo del rugby, testa dura, testa bassa, sempre avanti e non mi demoralizzo. E Per cui dritto ci alla siamo... meta. Eh? E dritto alla meta, no? Sì, sì, sempre, come si dice in gergo rugbystico, dritto, io vado dritto per dritto. Una volta mi piaceva girare attorno perché ero magrolino, adesso mi sto un po' allargando, vado dritto per dritto. Bene, ci siamo adeguati, abbiamo fatto la nostra attività estiva, siamo ripartiti a settembre, alto decreto, abbiamo ridotto gli spazi acqua, gli spazi palestra, allarga i macchinari, meno persone che entrano, prenotazioni, solo 7 persone per corsia, non 10. In palestra gel, tu prendevi un peso, noi quando mettevi giù si passava, cioè un disastro, macchinari, costi. Abbiamo avuto l'USL, abbiamo avuto per fortuna, è venuto all'USL sia in palestra che in piscina, ha fatto le verifiche, ci hanno detto complimenti perché hanno visto, hanno toccato con mano e poi hanno fatto le loro analisi, tutte le loro verifiche chimiche di dovere, da noi come in tutte le piscine in Italia, attenzione, perché il mondo piscina e il mondo palestra tutti si sono adeguati, perché noi venendo dallo sport abbiamo delle linee belle precise, c'è una regola e si deve rispettare e questo è fondamentale. Dopodiché cosa ci hanno detto? Si chiude. Ogni PCM eravamo lì, dai, si riapre a fine novembre, dai, si riapre a dicembre, è il gennaio, è febbraio, 6 aprile, sai cosa ti dico? 6 aprile so già che non riapriremo. Io sono ottimista e proprio per quello non mi illudo. E sarebbe una follia pensare che il 6 aprile, fra 2 settimane, da zona rossa, contagio e tutto, noi andiamo a riaprire. Io mi aspetto sinceramente attorno al 15-20 di aprile, ma poi dopo ci sono i ragionamenti politici, c'è il 25 che è festa, c'è il 1° maggio, c'è Pasqua che è il 5, e noi ci aspettiamo di ripartire, ma dobbiamo ripartire, uno perché altrimenti le strutture sportive vanno a chiudere. Noi sinceramente stiamo valutando se riportare le chiavi come piscina comunale a fine mese all'amministrazione, perché ci aspettavamo, siamo molto delusi dal governo Draghi. Dice bene la Meloni, questo governo non ha fatto nulla per il mondo dello sport, se qualcuno non ci aiuta noi riportiamo le chiavi, ma gli utenti continuano a fare cosa? Ad andare a camminare nei colli, fa benissimo camminare, andare in bicicletta fa benissimo, ma il mondo dello sport, dell'età motoria, non è solo camminare e andare in bicicletta, è socializzare, è ritrovarsi, è seguire un percorso preciso di un'attività precisa con un insegnante preparato che in base alle tue necessità ti crea un programma.
Noi ci aspettiamo di ripartire, speriamo di ripartire, ma ad oggi la situazione è nera. Io sorrido perché non sono abituato a piangermi addosso. In questi giorni, parlando con degli amici, dicevo: guarda, io prendo esempio dai contadini. I contadini, andando a camminare nei colli, ho visto i nostri bei vigneti, i contadini che in un periodo raccoglievano le olive, preparavano le vigne, e mi ha colpito un colle qua vicino, che tu conosci molto bene, vecchie, farle a ripartire. Non andavano, hanno levato tutto e hanno impiantato delle nuove coltivazioni. Qui se va avanti così bisogna iniziare a chiudere e pensare a qualche altra cosa di nuovo, anche sempre nel mondo dello sport. Ma è drammatico però questo, è drammatico, Ivan. E credimi, io mi ritengo fortunato perché sto facendo nuotare in questo momento, fare sport a 100 atleti, e abbiamo atleti dal comune dove abito io, da Este, piuttosto che da Stommarina, Piave di Sacco, da altre realtà, che vengono ad allenarsi a noi, ci dicono grazie che avete tenuto aperto, perché altrimenti non potremmo fare sport. Ma ti rendi conto? Noi ci stiamo sostituendo allo Stato, dovrebbe essere lo Stato che dà l'opportunità di far fare sport. E questo, vabbè, è un tarlo che io ho e non voglio mollare. Certo. Marco, beh, intanto guarda, intanto grazie di essere venuto a parlarcene qua in diretta questa mattina. Se vuoi, appena ci sono novità, oppure quando vuoi, appunto, sai che questa trasmissione è aperta a tutti, proprio e soprattutto in questo periodo di chiusura, per stare vicino a tutto quello che io definisco il ben fatto in Italia, il well done in Italy, che però in questo momento sta soffrendo, e come ogni volta capita che sono i piccoli imprenditori che si devono inventare qualcosa per sopravvivere. Ecco, quindi io ringrazio Marco Canova, appunto presidente della società Amatori Nuoto, nonché appunto titolare e gestore della piscina comunale di Monselice e palestra di Borgo Veneto, Canova Sport. Grazie Marco. Grazie a te Iva, grazie a voi per avermi ospitato. Ti dico appunto, quando vuoi veramente un colpo di telefono, un contatto, e ci vediamo anche per capire se magari qualcosa si muove e qualcosa, e dare magari anche più notizie e qualche data certa, soprattutto come dicevi te, agli atleti e le persone e ai ragazzi che vogliono continuare a fare sport, quello vero. Okay? Guarda, io mi auguro veramente a fine mese, perché poi si saprà una settimana prima, magari il 6 aprile, da farti una chiamata, un messaggino e dirti: Ivan, siamo pronti a ripartire, oppure quando sarà che riapriamo, per venire a dare un saluto e bere una tazzina di caffè con i tuoi... Ecco qua, il caffè deve essere sempre presente, soprattutto la mattina presto, per dare delle buone notizie e magari anche delle belle novità, perché ripeto, io sto affrontando un momento difficile, come hai detto tu, per la mia società sportiva, come tutte le società in Italia, però sto anche pensando al futuro, perché comunque da uomo di sport, quando c'hai una difficoltà devi pensare a come superarla, allenarti di più, prepararti di più, però per poi farti trovare pronto nel momento in cui sei pronto per la nuova partita. Ecco, io stesso mi sto allenando, diciamo, per la nuova partita, e spero che ci facciano scendere in campo molto velocemente. Ecco, diciamo che anche questo è quello che insegna appunto fare sport, non è solo fare allenamento su una piscina, su una palestra, ma avere anche un'attitudine mentale pronta a sacrificarsi, a fare sacrifici, ma per avere un obiettivo, e soprattutto quello della salute. Certo. Quindi grazie ancora a Marco Canova. Vi ricordo che domani, anziché alle 7:30, il nostro appuntamento è alle 8:30, perché diamo spazio alla Confesercenti del Veneto Centrale, con una puntata dedicata ai distretti del commercio. Quindi domani mattina l'appuntamento è alle 8:30, mentre mercoledì ci ritroviamo alle 7:30. Ancora grazie a Marco. Ciao Marco. Ciao e ci a vediamo tutti. domani. Buona giornata.